In Italia l'orto fai da te su balconi e terrazze. 6 italiani su 10 si scoprono con il pollice verde in tempi di lockdown. Matteo Alviti. Vieta, cavolo cinese. Tutti a casa. E allora che si fa? L'orto in balcone. Menta, timo. Pomodori, zucchine, lattuga con le erbe aromatiche da utilizzare in cucina. Sono sempre più gli italiani che in tempi di lockdown sfoderano il pollice verde, un po' per gioco, un po' per distrarsi, un po' per avere il gusto di mangiare qualcosa che hanno visto crescere. E così fiorisce la vendita di sementi, piantine e attrezzi per il giardinaggio, registra Coldiretti, anche con consegna a domicilio. Il 60% degli italiani fa l'orto sul balcone o in terrazzo. Soprattutto le erbe aromatiche sono quelle che fanno la parte del leone, perché sono interessanti anche in cucina, le possiamo utilizzare per i nostri piatti tipici. In principio erano gli orti urbani promossi anche dall'ex First Lady Michelle Obama per educare i più piccoli, poi la moda si era diffusa sui tetti dei palazzi e le piantine di ortaggi sono finite anche in vendita a pochi euro nei supermercati. Oggi in rete fioriscono i tutorial. Non solo è molto divertente, è un gioco da poter fare con i bambini, richiede poco spazio, costa molto poco. La natura in questo tempo di pandemia non solo dà i suoi frutti, ma ci insegna anche a guardare avanti. Un'abitudine, quella dell'orto domestico, che gli italiani si sono portati anche in giro per il mondo. E anche a Londra con il lockdown ci facciamo l'orto in terrazzo. Così un bel piatto di pasta al pomodoro o al pesto non ce lo toglie nessuno. Il calcio